al tavolo, distante, il ragazzo anche. E il resto, perché apre automaticamente il cancello. A questo punto avremo il tempo definitivo di questa coppia. La prima coppia formata, ricorda come aprono il cancello, per piacere la pista. E bisogna peperoncino.
caramelle militari. Tutte e due? Stanno scrivendo questa cartolina. Quiz o chiave? Sono 5 le parole. E sotto l'indirizzo. Prendi un quiz. Hanno scelto il quiz, vediamo che numero di quiz scelgono. Numero 7. È il quiz numero 7. Leggilo, dai. Tra poco vi diremo anche qual è la domanda e qual è la risposta. Vediamo se rispondono bene. Il battesimo di Paperino. In italiano. In inglese è Donald Duck. In italiano ha un nome preciso. Walt Disney. No, in inglese ha Donald Duck. In italiano ha un altro nome. Comincia per la P, ti aiuto. Peppino. No. Non è Peppino. Che mettesse male. Non hanno risolto il quiz, quindi 20 secondi di penalità gli toccano lo stesso e stanno provando a trovare la chiave in mezzo a quel mazzo di chiavi che apre il cancello. Hanno aperto ancora no? Non hanno aperto ancora? Mentre leggiamo il quiz che non hanno risolto, era un quiz abbastanza facile, era il nome di battesimo di Paperino, però dei fumetti, però il nome di battesimo in italiano, il vero nome era Paolino Paperino. È intitolata a Terenzi Fabio, quindi sarà la donna che avrà scritto questa, perché la cartolina recita questo: ti amo tantissimo amore mio, vai Maria. Mentre l'altro è intitolata Muratore Lina e dice: cara mamma ti voglio tanto bene, Oieri Giuseppe e Ribaldo Vincenzo. Queste erano le cartoline. Bravissimi tutti e due, corrono e vanno a prendere la macchina. Per piacere, allontaniamoci, mettiamoci su a marciapiede. Ma cosa vedi c'è da Signori, se non andiamo sul marciapiede sospendiamo ora stesso la gara.
Nessun delirio battuto dalla coppia, quindi veramente bravi nelle manovre, nessuna penalità. È salita la ragazza in troppo all'asilo e il ragazzo ha messo la tira per 50 metri, mentre le persone ancora non hanno capito che devono togliersi e mettersi sul marciapiede. L'asinello si rifiuta di andare invece. Scende la ragazza e si prepara a raccogliere il frutto dall'albero. Lo raccoglie e lo mangiano insieme. Ci vuole il bacio e l'abbraccio, ricordiamolo. Finora nessuno dei concorrenti l'ha fatto e quindi ecco, perfetto. C'è stato il bacio e l'abbraccio. Per piacere ritorniamo sul marciapiede, non scendiamo sulla strada, questi di qua vicino alla cabina telefonica, sul marciapiede e anche in fondo vicino al primo ostacolo. Stanno seguendo la cartellina. I due concorrenti, 5 Chiaro. e Questa qua possiamo consegnare. Scegli, dai, scegli. Come si chiama? Ponte Canino. Risolto il quiz. ottima questa coppia, entra in macchina il ragazzo e partito intanto il gioco in Antartina, sono qui a Torino. mentre noi non riusciamo a vedere perché il pubblico si mette davanti.
firma. Si poteva lasciare per domani? No, no, si spegne. Vabbè, lo stesso. Allora che ecologia è? La ecca calinica. La giunta perché la sta perdendo. Bene, spiega 92 con a mezzanotte casa per casa. Allora, è un iscrittore siciliano di un paese vicino no. Pirannello. No, è 92 bella mia. 90 vero? Insegna a Milano. È uno scrittore. Conte, bravo, bravo. Aspetta, non lasciare a spiegare. Piano. Togliese, doveva essere un uomo. Quindi per gli appassionati un avvenimento da non perdere. L'ostacolo per piacere sul marciapiede. Massimo, facciamo spostare queste persone. La sospendiamo. Lenta il guadagno. Escono dal quadrato. Vediamo se hanno abbattuto Birilli. Neanche uno, non ne hanno abbattuto neanche uno. Quindi sono andati bene. Sta girando la macchina e adesso affronteranno. Sale la ragazza, il ragazzo sta per tirare l'asinello. Scende verso la ragazza, viene preso in braccio, prende la pera. Finora hanno scelto tutte pere, evidentemente le mele non piacciono. Vi ricordo che c'è il bacio e l'abbraccio. Mentre vorrei avvertire gli amici del comitato Hanno scelto le chiavi, vediamo se trovano la chiave giusta.
Entrano in macchina ed escono in questo istante. Il componente che tu fa sotto la gincana con la gente davanti agli ostacoli. Giovane! Forse non capito. Ancora non ci siamo capiti, vero? Per piacere, qui vicino alla cabina, sul marciapiede. La gente è un po' calata, no? Maurizio, fammi mettere sul marciapiede, allontanati, spostati, spingi, fai quello che vuoi. Hanno dovuto, attenzione, la ragazza cade. È formata da due compagni a calciatore dalla signora Amata Maria Grazia. I due apparecchiano con una Fiat, no, una A120. Stanno effettuando la manovra. Escono i due. Due grigli a Pascugli, sono 10 secondi di penalità. Reazione del pubblico, si butta tutto in mezzo alla strada. Lo tirano col sovrassimento, è lui il protagonista di questa gincana. E adesso la ragazza deve cogliere il frutto. Lo coglie e lo mangiano insieme. Si sono dati l'abbraccio e il bacio e adesso corrono verso la macchina per portarsi al settimo ostacolo, quello della cartolina. Le chiavi. Mi raccomando la vita. Ed è preferiscono dare la fortuna Prendiamo il cucciolo la chiave. di 20 secondi di penalizzazione. Si pedalizzano se prende solo le chiavi. Se prende solo le chiavi ci Sì, penalizza. 20 secondi. Hanno scelto il quiz numero 8. Vediamo se rispondono esattamente al quiz. Ciccani. Da Barcellona, fra 4 anni si correrà a... In Italia. dopo Barcellona si faranno le Olimpiadi. A Roma. Dove è a Roma? Olimpiadi dove? A Roma, no. No. Atlanta, sì, Atlanta. Vediamo se rispondono. Dai 20 secondi e basta, siamo tutti dove Ancora devono trovare la chiave per aprire. 20 secondi. Non hanno risposto, provano ad aprire il campionato. Allontaniamoci da quello spazio.
20 secondi in più. Stavo sempre sei cazzo. Devo bene a me, E arrivano 6 minuti. devo bene. Firma un attimo. Fermo. Giovanni. È pregato di non suggerire. Via. Che come è stato scelto
speriamo che pigliarsi che devo fare. Il numero 3. Allora. Hanno scelto il quiz numero Con un 3. colpo di rene ed una bici tutta loro. Preferisce l'ultimo. Un colpo di re. Passiamo avanti. Vediamo se rispondono. Do le chiavi. Le chiavi. 20 secondi. Con un colpo di rene e una bici tutta loro. Con un colpo di re e una bici tutta loro. È Cominciamo. una delle 6 medaglie d'oro. Una delle 6 medaglie d'oro. Italiana. È italiana, sì, non ricordo che è italiana, ma non mi ricordo il nome. Anche un nome mezzo. Il nome mezzo mister Spencer. Vabbè dai, no, passiamo avanti. Picchia il gioco, dai, per di momento. Senti chiaro, va. A Parma Giovanni di Messina. Dice, salutati dal progetto togliere da dentro della strada.
Ciao. Sopra camion l'hanno. 1000 lire, grazie. Un attimo. Ciao. Ma se non la potevo mandare. Qua c'è la sorpresa, all'ultimo c'è la sorpresa. No, andiamo adesso. Hanno chiesto il quiz e hanno scelto il numero 4. Vediamo se rispondono esattamente al quiz. Scaloni, fai sta operazione, la può fare aspettare. No, è una somma, una sottrazione, una divisione. Sei muto, a tutto! È pregato di non suggerire. Allontanatevi un po' dal tavolino, grazie. 12 della vita. Poi diviso per 55 diviso 25. Tutto questo. Però si stanno scherzando si tratta della coppia Sidoti Cervera. Non hanno risposto al quiz. 20 secondi di penalità. Hanno trovato davanti iniziale. Basta collegare la macchina e concludono in questo istante. 333 più 125 meno 70 diviso 25. Neanche io so la risposta, perciò non me la dico. Vabbè, si fa quanto può guardare Antonio, la montata passeggiando Indietro. Ricordiamo che questa è la coppia formata da Di Salvo e Prestacosta che gareggiano su una Fiat 500. Hanno superato il primo ostacolo del parcheggio, non hanno superato il secondo perché la ragazza è caduta e adesso affrontano il quarto perché il terzo l'hanno superato. Si tratta della Pertica, passano tutte e due, devono andare a tirare le macchine, il pubblico è pregato di non suggerire, grazie. Guarda, dal basso, la posizione della macchina, quindi i portieri sono stati in squadra.
esame. Dolù. Il pubblico è meglio che non fa nessun suggerimento. La coppia formata da Di Salvo e Testagrossa arriva a 6 minuti. Ricordiamo che domani alle ore 15 avrà una Coppa Calciatore, gioco abbastanza divertente, ricco di coppie, I due hanno bevuto del bibito e adesso si apprestano a superare la portica. Scivola la ragazza, cade anche male, penalità. Ci mancava poco e la ragazza sarebbe caduta. La ditta ottica CD di Campanella Donata offre a tutte le coppie in gara un occhiale da sole, quindi un buon applauso alla ditta ottica CD. Il nome della coppia si chiama la coppia Ansia. Stiamo a divertire sicuramente. La macchina è accesa? Spegnila. Ci sono i due partecipanti per scrivere. Sono esattamente al Hai visto 15. come stanno per Tornatore? È il secondo film di Tornatore. Sono tutti bene. Bravo, esatto. Hanno risposto bene, hanno risposto a questo momento. Perciò adesso hanno le chiavi e dovranno trovare l'unica chiave che ha il cancello. Per permettere l'istante in questo istante. Bisogna aspettare che la ragazza torni in macchina. Prima di partire. Escono in questo istante.
Chiaro. Andare. No, lui è figlio di un farmacista. Apri una mia. No, il numero hanno scelto il quiz numero 1. Il quiz numero 1. Con le voci della luna una marcata. una d'accordo, non la sapi mica. 20 secondi di penalità, non hanno risposto al quiz. Adesso prenderanno, dovranno aprire il cancello e poi allontanarsi con la mano. Hanno aperto il cancello in questo istante, stanno per uscire. Vabbè, è già uscito. Hanno terminato. Mentre per quanto riguarda la cartolina, io non ci capisco niente. C'è scritto, io e Giacomo ci amiamo. Indirizzato a Catania. Allora abbiamo il tempo della coppia che è di 5 minuti, 35 secondi e 71 centesimi. Dunque i vincitori della Gincana 1996 sono la coppia Catania Salvatore e Maria Grazia Amato. Questa coppia vincerà una bellissima cosa per voi. Andare 80.000 Adesso l'offerta dall'ottica CD. E il profumo, dimenticavo il profumo. La coppia seconda classificata è la coppia numero 9 di Salvo Testa Grossa. Anche questi vinceranno. E la coppia numero 4 Antonino Sgro e Giardina Concetta. Doti Carlo. È stata la loro serata. Questa è la coppa per il primo classificato, questo è il profumo per la donna. La coppa per il primo classificato è offerta dal Bar Primavera di Filetto Sebastiano.